si fa lì dentro? No, cosa ci fate voi fuori? Ma scusa, Arrie. ma questa è anche nell'ultima puntata qui, Beati gli ultimi. che saranno i primi? No, che non intendi di suffrago. No, non dica queste cose, Siamo dai. pretti. Scusa, tu lavoro, ma cosa si fa con questo vaso pieno di pipì? Non è pipì, E cos'è? brodo. Ma che schifo, vai in giro con le mezzanotte col brodo. Ci vuole si contare, l'ha fatto mia moglie. Sì? Ci vuole schifo, ci sia l'ellemola. Dai, non parli così di sua moglie, dai. Mia moglie vuole mantenuta, mia moglie. E cos'è, carico suo? No, vuole mantenuta quando la picchio. Ma dai, perché le picchia sua moglie? Poi Ma te dai. tonta. Torra. Se andava anche coppa in mio, Ah, toc toc, e gusto di intro, non ci sei. E devo, manco male che non so ben io. l'ho tenuto a posto questo, sì. Ci sia Ma l'ellemola. perché c'è sempre con le mora lì? Mi va ricamendiando. No, rimanga. E noi prende gente in macchina. Ma non è vero, dai. Perché mi sta guardando? Cosa... Perché te, Io? nella vita precedente, Eh, eri un castoro. io? Non ridete voi, scusa, Da che cosa l'hai capito? Dai capelli. Ah, ecco. Meno Ci male. sostenga l'ellemola. Grazie. Grazie. No, vada Ah, dentro, vada lì dentro, rientri nel suo buccicato. Dica. Passau Sant'Efes. Passau? Sant'Efes, matricolazzario protettore. Ma non passa qui in Piazza Unione Sarda, Ma te Sant'Efisi. quattro devolte sono in Guesezia. Magari te vota, sa. Qui in fondo. Sant'Efisio esce il 1 maggio e rientra il 4. Ma vero, pom pom. Pomponita. Sanafi quando passa Sant'Efes. Fa pompò. Pom E tu pom. un citofono, Tu matta. vado. E te questo... Sarrammatura. Scatto devo. Non diciamo cose... Poi c'è tutto un po' di odio sorroso, pof, super. E cos'era? Merda. Ma lei non può venire qui, siamo in diretta, guardi questo bellissimo pubblico, ci guarda tutta la Sardegna e lei ha questi argomenti. Poi di che gruppo fa parte? Lei è scalzo? Cos'è? Il gruppo di Cabras? No, non ti vorrà scrappizza. Gli hanno rubato le scarpe. Ti vorrà scrappizza. Ho capito. Un po' furata. Vabbè, ma scusi, visto che lei viene tutte le settimane, ce lo fa sentire un pezzettino con le launette? Cazzo è Sant'Efes. Vabbè, un pezzo me lo può far sentire. E vabbè. Dai. Bravo, così mi piace, grintoso, deciso. No, è bravo, Va bene che il pubblico è contento, Mo basta e prangente. Poi, te prima sei, domanda ai dinai. Devo ordinare che non ha passato tombo. Ecco. Dove va adesso? Mondo. Ah? La cavalcata è andato? Sei cavalcato. Ah no, quella è un'altra parente, quella è Antoniego, è un'altra... Era sua parente quella? Siamo fratelli. Ah, ecco, fratelli. A sto Redentore. A Nuoro? E no. No, è a Nuoro su Redentori. Sardia. Lardi a Sedilo. Sa Sartiglia. Oristano. Che cazzo ci grazie! Grazie, vada pure. Basta, non parlo, oggi non parlo, non dico una parola, faccio scena muta, basta, no come, no woman, no cry, no Martini, non parti, ma fai come ti boli, siamo in uno stato demografico e allora, ma cosa il mondo sta cambiando, non ci sono più le donne di una volta, l'altro giorno ne ho visto una e la tecnologia le sta rovinando, l'altro giorno ne ho visto una, gli ho detto scusa me la dai e lei ha detto no, però se vuoi te la masterizzo, ma tabolinai. Ma tabolina, ma lasciami perdere, ma guardami negli occhi, dimmi la verità. Ma cosa è nato prima, l'uovo o la melacotogna? Non lo so. E allora non lo so, sono qui per il sondaggio, voglio votare, sono favorevole, sì signore. Ma ti ricordi da piccolini? Che cosa? Ti ricordi Mazinga, Gold, Gigi Robo d'acciaio? E allora? Sì signore, guarda che siamo in crisi, lo vuoi capire? L'economia rallenta e le borse affondano. Con tutto questa qua che ha fatto, ci creo, no? Ma che cos'è? Siamo in crisi da Tremonti, ne è rimasto uno, Mario Monti, sì, fuori, frutto città animali, cose, ma tu sei giocando? Ma non lo so, ma io che volevo poi solo... Monti ha detto mi voglio congratulare per l'operato di Berlusconi, ma voi ti gusto per la lavoro, e dove ho
è smirrione, Ma non è un medico. Ma che cosa? Ma non è Poi un ci medico. dicono che lo spread ce l'abbiamo alto. Ma adesso se ne accorgono. Io ce l'ho alto da piccolo, ce l'ho. Che cosa? Ma prendo la pastiglia, lo abbasso, è congenito, Quello è colesterolo. Ma che tu mi stai snarendi? Ma cos'è? Siamo in crisi, lo vuoi capire? Non ce la facciamo più. Ma lasciami parlare, oh! Ma ti stai spendendo con me! Sai che sei slogo C'è lui C'è ascoltare lui, dai che sei slogo roi Ma tu scusa, sesio. Ma tu mi stai snarendi, oh. Siamo con... Ma cosa I mi vuoi... ministri, Ma parete- cosa mi vuoi mettere? Il lusco col brusco, il busto con l'artizio. Ma non lo so, Ma ma io che non- cosa? Poi ci dicono che noi abbiamo 5 ministri senza portafoglio, certo, con tutte le donne che ci vuoti in Parlamento. Ma non è così, Ma che cosa ma- non è così? La Ghibrucca è incinta, Ma Brucchini! Non vuoi capire, oh! Ma di chi è incinta? Curati la sintassi, curati, tassi a tasso zero dall'Italia e dall'estero, con la Fidelity che prendi oggi e paghi nel 2013, lo vuoi capire? Volevano mandare Emilio Fede sul satellite, che sì, ma ci volevo mettere contro i balziani, ci volevo mettere contro, che cosa è? Ma E perché? per tutto il resto c'è Mastercard, lo Ma vuoi poi dicono che capire? il calcio è malato! Il calcio è malato, ma avuto gusto e sano, Maio, Ma ma perché sai, ma questo? perché? Perché c'è gente che sta facendo orecchie da mercante e che orecchie per udire. Uda! Castrizzo Bergeri! Piano! Oh, venga qui, Antonio! Oh! Ciao Massimilianetto. La Daniela, cantala! Sta cosa. Allora, invece di prendere le calze dai cinesi, vada nei negozi. Commentista da Massimilianetto. Bene, allora Antoniegua, Ferrada. Ferrada. Di cognome, Ferrada. Di? Ah? Del gesto, di solito. Dei gesti, no. Come sta? Ma non li accatti, questo deve lavorare. Come stai? Quando mi rimane gente dietro. Attento, Anche pure ballare, grazie, oh. Antoniegua, aiuto, dai, per favore. Oh. Allora, sì. Massimo, Stai. ti devo ringraziare da coro, volta cassa Massimo, da quando sto bestendo in televisore, sto bestendo una sorella poddecchetta su di tutta la Sardegna. Vero? Mi fa piacere, guardi, sono felice anch'io. Anche io, Casti Massimo, ieri sono uscita con questo buddecco del Zorgo, un bello, del Zorgo, un lieto, un bello stallone. Come intende sta arrivato, tutto sudato. Totto? Tutto sudato con sta conca scavitata e bocca da sta Ma spuma. che schifo, dai, adesso non diciamo che sei cose. Casti Massimo, quando bocca da sta spuma, io c'ho che sono in suo house al punto giusto, dai, Casti. non diciamo queste cose in No, piazza. avanti no, Massimo. Poi E siete usciti? Da posizione a pelo, Massimo. Per Ma- favore, Antoniego, Poi te, Vero? per favore, Massimo, da beh. posizione può bestia e passare sotto domo, da posizione al pelo, dopo potrai essere la criniera e con ria. E avete concluso la serata dove? Massimo, nella stalla, Mincia furia un piso di una rotoballa. Non ti no. Avevo cominciato a suonare con suonato il naso così. E poi? Poi Massimo da bocca armamentario. Una bocca armamentario da Podimio mi sono io per Ferrari a Monte Carlo. Come ti fai a stare? Vabbè, questo spasimate che hai perso, come fai? Sì, grazie Massimo. Casa mangianeto, parto mangianeto presto, parto e me ne vado a Sedro. Avarro vasci in gufi, sta state che senti squadro su per l'ardi a Massimo. E quindi quando li vede? Quando li vede, mi mangia a correre, ci da pa' farmi fare su guardo del primo bandera o canno. Certo. O canno mi sono fatto questo gesto brutto che hanno passato. Vabbè, c'è vedere la corsa allora, signori. Antoniegua! Piano, velocità! Torniamo tra poco. Ciao! Ciao. No, allora. Tutto bene? Io tutto bene, ma tu una collera di AEC, Daniele. L'hai salutata, Miss Vita? Saluta Daniele. Ciao, Miss Miss, Vita. come va? Ciao, tutto bene? Vabbè, lei è perché non sei il presentatore, capito? Solo per quello. Certo, compagno, solo tu Oh, poi. allora, Cioè, cos'hai combinato? Cosa stai non hai combinando? capito davvero sabato scorso? E dov'eri? A questo concerto dove spaccavano le chitarre. E che concerto era? Un concerto hard rock? Ma vai, di Gigi D'Alessio. Gigi D'Alessio. Gli hanno spaccato 2 chitarre nella schiena, una in testa. Ma lastima. Magari t'ha lastima, ma dai, poveraccio. ma se Ma che non palloso- ti piace Gigi D'Alessio? Ma che tu mai è palloso alla 100ª potenza. Casomai ennesima potenza. È quello. Vabbè, oggi è l'ultima puntata. Vuoi salutare i tuoi fans? Sì, mi volevo congelare da loro. Magari congelare, congedare. Tanto sono una plattezza, senti. Con 2 notizie importantissime. Oh, abbiamo 2 notizie importanti. La prima è che adesso ho iniziato anche con il giovedì.
A esibirti? No, a spagassarmi. Ma non devi dire queste cose in diretta, che la gente ci crede. È la verità, bene, credeteci e cercatemi. La seconda qual è? La seconda è che ho scritto un libro. Davvero, non mi avevi detto niente? Certo, l'ho scritto ieri notte dal Cadozzone. È che il libro è... È la storia di questa ragazza che ha finito il credito. E come si intitola il libro? Scusa, amore, ma non ti chiamo. Che scemenza è, ma E siccome ha finito il credito, presa dalla disperazione, si rifugia nell'alcol. addirittura. E si può dire che è una storia autobiografica. Sì? Eia. Va. Sì, se lo vuoi promuovere questo libro in Allora, vendita... comprate il libro autobiografico di Miss Bidda. Certo. E per finire i prossimi appuntamenti cosa abbiamo? Allora, abbiamo domani alle 5 dall'estetista che sono sparsa di punti neri. Ma non dire che non interessa la Poi gente. alle 7:30 vedo il dentista che c'ha un molare avariato. Sono Vabbè, però problemi. sapere dove possono venire a salutarti i tuoi fans adesso che è finita la trasmissione. Ah, non avevo capito. Mi trovate tutti i giovedì al Teatro Lirico. Basta, stai facendo spettacoli al Teatro Lirico. No, sto pulendo i bagni. Vabbè, sì. Vabbè. Grazie. Ci vediamo. Ciao, compagni. Ciao, Miss Bidda. Ciao, compagni. Ti voglio bene. Anche io ti voglio bene. Alleluia, 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 alleluia. Come sta, Don Gigi? Siamo veramente bene in questa serata di gioia. Bene. Bene. Ricordiamo a tutti i parrocchiani che il matrimonio dei parrocchiani Gavina e Roniero si farà domani notte alle 23:45. Ma cosa sta dicendo? I matrimoni si fanno al mattino, al massimo la sera. D'uscire, ma per una questione di ordine pubblico ci hanno detto di farlo di notte questo. Ma non ci credo, ma come non ci tralude l'ordine pubblico? Sì, ma questa gente normale non c'entra niente. Ma questi che avanti ci hanno detto di farlo di notte perché a scuri non dubbinemus e sta gente non timidi. Punti leggi su che su famini. Ma molto, molto brutti. Sono brutti come il peccato. Infatti quando faccio la predica invece di dire peccato dico Gavino Rosario e tutti lo capiscono. Lo capisco, certo. Guarda, non c'è cattivo, l'insegnamento della Chiesa è un altro, dice amatevi e moltiplicatevi. Dusciu, ma speriamo che questi non si moltiplicano. Don Gigi non ha voglia di battiarsi alle 3 del mattino, comprendi? Ma dal povero bambino. Povero bambino e povero Don Gigi. Che tu sai come mi spramo, certo. Da buffare l'acqua. Ricorda agli sposi di non mangiare ravanelli prima del matrimonio. Poi l'ultimo che ha provato, al momento di dire sì, la sposa ha fatto un rigurgito. Che schifo. Non deve essere questo frago di anestesia. Ma dai. E Don Gigi ha cacciato Va tutta bene, la giornata. non dica Ha cacciato. queste cose, dai. Farei gabiziosa, vai di cacciai sa sposa. Cosa abbiamo? Veloce, Don Gigi, che abbiamo poco tempo. Quarta stazione. Decimo. C'era un uomo di Rataim, uno di Zuiffa delle montagne di Gergei, l'altro chiamato Elcam, figlio di Irecam, figlio di Eliano, figlio di Gigidocco, figlio di Zuf. L'Efremita aveva due mogli. L'una chiamata Nigeda, l'altra Brenigeda. Quest'ultima era grascia, scedava e aveva figli, mentre Nigeda di Sasizazza non ne aveva. Quell'uomo andava ogni annasata alla sagra di Sclurgionesi e al suo ritorno portava una guarda di Glurgionesi. E gli dava tutti alla moglie magra. E toccando la sensibilità di Brenigeda che gli disse: ehi sei te, sa ville sa Buddha bianca? In verità ti dico, chi non ti fussi vappavasa 333 Buddha sabrenas in due scidas, in mo non fussi come esclusione di batata. Ma che morale? La morale? La morale qual è? La morale è che femmina sassava è sempre impardulava. Grazie, Don Gigi. Alleluia, alleluia.